Ma dov'è il PD con le sue proposte? Io ti dico, Tanta gente ad ascoltare Carlo Calenda lungo il viale principale di Vittorio Veneto. Non capita tutti i giorni di avere l'ex ministro per lo sviluppo economico e candidato PD nel nord-est per europee. Elettori del PD, simpatizzanti, cittadini, davanti all'ex dirigente della Ferrari, ma anche qualche esponente del centrodestra ad ascoltare i suoi affondi all'attuale governo. Così mentre dentro al bar c'era l'eurodeputato vittoriese ed ex sindaco Giancarlo Scottà, all'esterno l'ex senatore Maurizio Castro nelle ultime file non ha perso un passaggio del discorso. Sua, seppur indirettamente, la prima domanda all'ex ministro. Ci sono centinaia, migliaia di imprenditori di questo territorio. Perché dicono tutti che lei è stato un bravo ministro e poi votano Lega? Glielo chiedo anche a loro. Loro mi dicono, no, tu sei stato bravissimo, Industria 4.0, il Made in Italy, cioè, però il PD. E io dico, ragazzi, se noi non siamo concreti nelle scelte, cioè se non siamo in grado di dire chi ha fatto bene lo voto, chi ha fatto male non lo voto, questo paese è morto. E a tal proposito casca la comparazione tra Italia e Venezuela fatta durante il comizio. Sì, perché è già tra i paesi più marginali d'Europa, ma uno sta in Serie A con la Germania e la Francia, con cui combatte, io l'ho fatto su Fincantieri, sulla politica commerciale, ma non è che segue Orban. L'Ungheria è grande come la Lombardia, non esiste. Ecco, noi dobbiamo avere la dignità di sapere che si sta in Europa, si combatte e si combatte per le battaglie giuste. Pochi sanno che le migrazioni non sono una competenza europea. Sapete chi non gliel'ha voluta dare come competenza? Anche l'Italia, gli stati nazionali. Allora c'è questo paradosso, noi andiamo in Europa e gli diciamo ci devi aiutare sui migranti e quelli ti rispondono come hanno fatto al nostro ministro degli esteri, ma voi non ci avete dato la competenza, di che cosa state parlando? Tanti temi trattati, anche se per quello dell'autonomia del Veneto è servito lo stimolo del cronista. Autonomia Veneto all'interno dell'Europa, come la vede? È giusto, io sono d'accordo, l'ho detto molto prima di essere candidato al nord-est. C'è un principio che riguarda tutti noi. Quando tu hai un collaboratore, un figlio, un amico che è bravo, gli dai più autonomia. L'importante è capire che tipo di autonomia. Però per esempio c'è tutta una serie di materie, dall'educazione tecnica alle attività produttive, eccetera, che possono e devono essere delegate se le regioni funzionano. Viceversa, se non funzionano, vanno commissariate, come si fa nella vita normale.